Chi ci ha rapito, Mowgli o Tarzan? Vediamo. Mamma mia. Dove siamo? Infatti. Dove sono? Vediamo. Che cos'è? Una statua Tiki. Ma che cazzo? Chi è questo? Sei figo, amico mio. Sei sveglio? Beh, non del tutto. Il tuo braccio è ancora addormentato per il Tatao. Chi è Mowgli? Sicuro. Ci assomiglia col pizzettone. È eroico nuotare nella tempesta, ma abbronzarsi sulla spiaggia dei pirati è follia. Prendi la mia vita, ne hai il diritto. Ma sappi che io prenderò la tua. Parole sante. Pensavo Sono Tarzan. Dennis. Gesù. Oh, grazie. Bangao. Laba laba. L'airone, lo squalo, il ragno. Io so chi sei, Jason. Tu sei un guerriero. E il Tatao dimostrerà la tua vera essenza. Figo. Ascolta, mio fratello maggiore è stato ucciso. Devo trovare l'altro e 4 amici. Vieni con me. Quindi mi aiuterai? Non avrai più bisogno di nessuno. Io ti darò la libertà. Com'è che sono qui? Ti ho trovato sulla spiaggia. Benvenuto ad Amanaki. È bellissimo, vero? Selamat, Tengari. Jason Brody è qui con me. L'uomo che è riuscito a scampare a Vas. La tua fuga è un segno del cambiamento. Il popolo ha bisogno di buone notizie. Questo è il tuo popolo. L'isola chiama i più forti. Ha chiamato me. I nativi dell'isola, i Rakyat, mi hanno accettato. E ora sono un membro della tribù. Niente male, vero? Belle, sul serio. Sai, potrei avere quella che voglio, ma in testa ho una sola donna. Tieni, Oh, finalmente Prenditi si una. parla veramente. Oh, Lo vuoi salvare tuo fratello? non ho mai sparato prima d'ora. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. Prendili, forza. Bene. La prima arma, primo giorno, gun shop, best guns in the town. Ottimo, riservato. Attraversa il fiume. Perfetto, ce l'abbiamo fatto con un po' di fortuna, però compra una pistola 1911, la vecchia guardia, ragazzi, al negozio. Bene, amico mio, buongiorno. Ah, una signorina, una signora, ottimo. Allora, vediamo un po'. Cosa abbiamo quest'oggi? Solo sabato e domenica una Colt 1911 in offerta, perché quest'oggi siamo in un festivo. Allora, precisione, danni, gittata, cadenza fuoco e movimento. Ottima pistola, una classica pistola semiautomatica calibro 45 che può essere usata anche sui cavi. Sulla breve distanza ha delle prestazioni bilanciate, ottimo. Compriamolo al prezzo di $60 freschi freschi. Confermiamo. Perfetto. Ok, assegniamo un bello slot. Accetta, può andare più che bene. Perfetto. Ok, possiamo uscire. Rimetti in funzione le antenne, altrimenti non posso rifornirmi dai villaggi più lontani. Credimi, hanno equipaggiamento di primissima Oh, categoria. grazie signora. Ci vediamo, arrivederci. Usciamo. Bene. Allora seguimi, amico. Qui. Ok, nuovo La- tutorial. Puoi acquistare armi nei negozi, ok, nei rifugi, ma se attivi le torri radio il prezzo si azzera. Continua ad attivare le torri radio per avere accesso alle armi gratis. Ok. Forza viene dalla giungla, dall'isola. Devi conoscere il territorio, sapere sempre come muoverti. Vas usa le antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Gli scrambler bloccano l'accesso. La nostra gente non ha bisogno di tecnologie simili. Ma a te darebbero informazioni preziose. Sì, gli scrambler sono in cima. Ogni antenna copre Bene. un'area limitata.
Scalale tutte e rivelerai Perfetto. l'intera mappa. Allora, seguiamo il nostro caro amico Tarzan fuori dal villaggio, ok? Vai alla torre radio, vediamo un po' di salire su questa bella torre radio, deve essere là sotto, ottimo, in modo tale da avere accesso a tutta la mappa. A 128 metri circa avremo il nostro bersaglio. Ok, andiamo con calma. Ah, perfetto, già iniziamo con la pistola nelle mani, ottimo. Ok, spara, mira, ovviamente il solito tutorial iniziale. Benissimo, cerchiamo di farci questa bella stradina a piedi. Mamma mia ragazzi, un intro davvero spettacolare a mio parere. Mamma mia, non credevo che ce l'avessimo fatta. Comunque siamo riusciti a sopravvivere. Uscirai dalla zona della missione, torna all'obiettivo, fallirai. Perché non si può andare anche da quelle parti, dobbiamo per forza fare gli scalatori? Allora, vediamo un po'. Not repassing, all violators will be shot. Va bene, tanto abbiamo passato di tutto, essere sparati sarà il minimo. Ok, qua cosa ci sono? Dei soldi, ottimo, del denaro, può essere molto molto utile. Bene, credo che non c'è altro qui intorno. Ok, iniziamo a scalare la nostra bella rupe, la nostra grande montagnona. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate su questo nuovo titolo, ovviamente sulla campagna in single player che appunto quest'oggi sto iniziando, ok. Quella Ottimo. deve essere Ok, vediamo di l'antenna. salirci sopra però amico mio. Vediamo un po', mamma mia, guardate un po' che figo, soprattutto il paesaggio, una grafica davvero soddisfacente questo gioco. Vediamo un po'. Allora, eccoci qui alla torre, chissà come faremo a salire là sopra, magari potremmo utilizzare le nostre belle scalone qui davanti. C'è nessuno da queste parti? No, bene. A quanto pare siamo stati rapiti dalla tribù locale. Se non fosse stato per loro giaceremmo sul fondo di quel fiume. Ok, nuovo tutorial, torri radio, vediamo a cosa servono. Allora, rivelano la mappa, ottenere armi gratis è un altro obiettivo fondamentale e sbloccare nuove ricerche, rifornimenti. Benissimo, avremo modo di concepire tutto più avanti nel gioco. Saccheggiare addirittura, vediamo cosa c'è qui dentro. Ciotola intagliata a mano, addirittura possiamo costruirci i nostri oggetti. Anche qualche altro soldino, per un totale di 129. Oh, oddio! Ah, maledetto Snake! Metal Gear, maledetto. Oh, oddio. Che paura ragazzi. Ma attaccati così da un serpente. Ci sono poche creature che i nativi di Rhode Island detestano. Più dei serpenti. Sono considerati sporchi e mangiarli è tabù. Oh, il veleno dei serpenti di Rhode Island veniva usato dalla CIA negli anni 50 per estorcere segreti agli scienziati russi e per sostituire il vermouth nel Ok, dopo aver fatto faccia a faccia con un bel serpentone ragazzi in questa bruttissima giungla, è meglio dare un'occhiata qui dentro per vedere se c'è qualche altra cosa molto importante. Testa di bambola e granata, ottimo. Vediamo un po' se riusciamo a salire qua sopra senza altri inconvenienti. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Ok, attenzione che qua le scale sono mal ridotte, non vorrei farmi un giro di andata per l'oltretomba senza biglietto di ritorno. Attenzione, c'è nient'altro. È molto importante soprattutto in questo genere di gioco trovare tutto quello che si ritrova intorno e aprire tutti i forzieri e così via. Ciò ve lo facevo anche su Far Cry 2, quindi potrebbe essere anche una buona idea continuare sul capitolo successivo. La cosa che mi piace è questo fatto degli Guardo animali. in alto. Sguardo in alto, wow, cosa c'è qui intorno? Ci sarà un vento qua sopra, mamma mia, guardate un po' che figo. Guardate che vista mozzafiato. C'è qualche altra cosa qui dentro, saccheggiamo. Bella conchiglia, wow, ora ce la leghiamo al collo sicuramente. Avanti, altri 4 gradini amico mio e vedremo tutta la nostra isola nel suo splendore. Ok, ok. Chissà se possiamo metterci a fare un bel po' di tiro al bersaglio, magari mangiare qualcosa. Avremo lo stomaco che sarà vuoto come un serbatoio. Avorio intagliato, $71. Mamma, c'era una banca qua sopra, altro che torre radio. Interagiamo. Allora, il grande macete. Oh, e adesso? Ah, meno male che sei tu elettricista, amico mio, perché io non ne capisco proprio niente. Wow. Bene, attivata la torre radio abbiamo avuto tutti i benefici che ci ha elencato prima il nostro tutorial. Ottimo. Benissimo, adesso sappiamo una buona parte delle cose aderenti a questo contesto territoriale. Benissimo, come potete ben vedere abbiamo una sorta di porticello, una chiesa. Bene. Ottimo. Vediamo un po' adesso cosa dobbiamo fare. Checkpoint raggiunto, benissimo. Come scendiamo di qui? Non mi dite che utilizzeremo questo, eh? Usa il cavo per arrivare più rapidamente a terra e certo, una sorta di seconda scala. Yuhu, andiamo! E con cosa ci siamo aggrappati? Mamma mia, col pendente che abbiamo preso nel baule. Parla con Dennis, eccoci qui amico mio. Mamma Niente mia. male, Già. Fatto. Guardate il gran barbone Bene. che è questo Dennis. Mostrami la mappa. Ok. Mappa. Parliamo con Dennis, apriamo la mappa. Eccolo qui amico Vedi? mio. L'antenna ha rivelato tutto quel che ti serve sapere della zona. Negozi, avventure, le missioni sull'isola. Ottimo. E, come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero e cacciatore. È nell'ordine delle cose. Guarda la mappa. Scegli il tuo terreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura, non la natura.
Ci tratta come un vero e proprio Jorram, in pratica ci ha concesso la caccia, usa per muovere il cursore sopra la regione del cinghiale, ovviamente c'è una zona per ogni animale, quella scoperta appunto questa del Ecco. cinghiale. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le pelli e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare dei Certo. forti medicinali per curarti, amplificare i sensi e molto altro. Vai. Torna da me quando avrai dominato Grazie la amico giungla. mio. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Ascolta il tuo istinto. Grande indizio dal nostro caro Barbone. Allora, ci sono anche le coordinate, ottimo. Chiudiamo la mappa, benissimo. Andiamo a cacciare, ragazzi, una giungla da raccogliere. Apri la mappa, ottimo. Allora, vediamo un po', raggiungi il territorio di caccia, vediamo. Ah, eccolo lì, perfetto. Ma credo che ci andremo in macchina, vediamo un po' di accelerare i tempi. Allora, vediamo un po', vediamo cosa c'è qui dentro. Un altro bel saccheggio, piastrine mercenario, ottimo. Abbiamo adesso anche le nostre belle piastrine. Andiamo proprio, gettiamoci, ragazzi, nella tana dei leoni. Possiamo prendere questa bella macchinina. Ok, andiamo. Pronti, ragazzi, seduti in Formula 1, velocità. Pronti, olè, partiamo. Oddio, questa non è una Williams, mamma mia, mi sembra un po' un ferro vecchio. Attenzione, allora, vediamo un po' un nuovo tutorial. Guida, vediamo un po'. Accelera, frena, sterza, frena a mano. Perfetto, credo che posso saperle queste informazioni anche da me. Attenzione, molto... Ma perché guida con una mano questo stronzetto? Cioè, hai due mani, appunto, guida con due mani. Perché mi sembra un po' impacciato, amico mio. Non potresti fare una sessione di qualifiche. A proposito, ragazzi, visto che ci troviamo per adesso a guidare, per quanto riguarda il prossimo video di Formula 1 arriverà a breve. Sono quasi arrivato alla gara del Canada, quindi proprio in qualche altro giorno arriverà il tutto. Ok, speriamo di non ottenere la prestazione in Canada come sta facendo questo nostro amico qui intorno. Spostati, c'è una bella caprettina. Siamo arrivati. Trovare piante e animali. Sì, ma quali? Posteggiamo, ragazzi, attenzione, giriamo, vediamo un po'. Niente, lo specchietto è troppo oscurato per fare un bel parcheggio come si deve, quindi mi sa che dobbiamo rimanere così come siamo. Allora, dobbiamo raccogliere foglie, benissimo, foglia rossa, verde, blu e soprattutto pelli di cinghiale. Qua davvero arriva il bello. Ok, questa sembra una bella zenzero dorato. Mamma mia, ci stiamo mettendo a fare dei veri e propri giardinieri, soprattutto per imparare le cose più importanti per andare poi avanti nel gioco. Ok, possiamo... Ah, un bel cinghialotto qua davanti a noi. Io dico di ucciderlo, ragazzi, con un bel colpo di pistolina. Vediamo, proviamoci. Non è che ci assale il cinghialino. Dannazione. Ehi! Ehi! Che mira, ragazzi, che abbiamo, eh? Maledizione, proprio. Come facciamo ad uccidere un cinghiale con una bella Colt 1911? Ci serviva un bel fucile da caccia, magari. Dannazione. Ehi, amico mio. No, vieni qui. Sì. Perfetto. Ok. Ce la puoi fare. Eccolo qua il nostro Sei caro amico. mia. Scuiamo il nostro animale. Che schifo. Oddio, che schifo veramente. Ok, abbiamo raccolto la nostra bella pelle di cinghiale. Ci ha costretto il nostro Mowgli, il libro della giungla, maledetto. Tanto qua c'è anche qualche altra bella fogliolina. Questa bella palma, dannazione, il pandanus, Ok, foglia verde, qui ce ne deve essere un'altra. Facciamoci un altro giro. Attenzione a non pestare niente di non consono, perché in questa foresta è davvero molto più facile. Benissimo, un'altra bella foglia verde. Ok, dov'è l'altro bel cinghialino? Deve essere da queste parti. Annusiamo, usiamo il naso, ragazzi, magari per trovarlo. Deve essere qui, dannazione. Vediamo un po'. Terra dei cinghiali. Ci possiamo fare una bella nuotatina? Ok, entriamo in acqua. Oddio, sta melma. Vediamo se possiamo passare dall'altra parte. Anzi, la pianta azzurra deve essere sul fondo marino. Eccoci qui. Un bel respiro. L'alga. Benissimo. Usciamo. Oddio. Usciamo. Non è che ci sbranano il sederino, qualche squalo o qualcosa del genere. Allora, deve esserci l'altro cinghiale da queste parti, Avanti, nuotiamo. Bene. Usciamo. Ottimo. Allora, dov'è l'altro cinghialone? Deve essere da queste parti. Cerchiamo. Mannaggia, mi è scappato. È proprio con una pistola come facciamo a buttare a terra un cinghiale? Oddio. Intanto c'è qualcosa lì intorno, vediamo un po' che cos'è. Ah, deve esserci qualche cosa di importante in quest'area. Maledizione. Ah, eccolo lì, ragazzi, silenzio. Molta calma, dobbiamo prenderlo in testa. Prepariamoci, avviciniamoci ancora un pochino. Magari possiamo utilizzare anche la nostra granatina, ma non penso che rimarrebbe qualcosa. Eccolo. Oh, ottimo, adesso ci ho preso un po' più la mano. Vediamo un po' se possiamo scuoiare anche il nostro caro amico qui intorno. Avanti, un attimo di coraggio, amico, non guardiamo. Ok. Bene, uccidi due cinghiali, l'abbiamo scuoiato, abbiamo imparato le tecniche principali della caccia e soprattutto per raccogliere. Ok, possiamo spostarci anche rapidamente per evitare la nostra squallida prestazione in macchina. Allora, ritorniamo dal nostro caro amico. Benissimo, dobbiamo ritornarci, immagino. Vediamo un po'. Spostati rapidamente da Dennis. Ok, possiamo spostarci automaticamente con il nostro tasto sinistro. Vediamo un po' dove si ritrova il nostro ragazzone, deve essere qui. Andiamo qui. Vediamo un po' come possiamo fare, dannazione. Perfetto.
Ottimo, caccia, crea una fondina più grande per trasportare più armi. Come avete ben potuto vedere possiamo creare le nostre, come possiamo dire, i nostri recipienti, magari anche per metterci le armi, le munizioni, tramite l'uccisione di innocenti animali nella giungla. Comunque, un ottimo inizio ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, magari questo video un po' introduttivo, come ovviamente è all'interno di tutti i giochi, magari conoscere le principali tematiche del gioco, quindi le principali funzionalità. Abbiamo avuto modo di capire anche che la caccia è fondamentale per andare avanti in questo gioco. Vediamo un po', abbiamo addirittura un ottimo armamentario qui alla nostra sinistra. Continueremo ragazzi con la campagna nei video successivi, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate, magari tramite un bel commento o un bel voto. Ciao a tutti ragazzi!